sia. Ciao ragazzi, eccoci qui, oggi sono in compagnia di mia sorella carissima Veronica, che mi dà una mano nelle riprese e stiamo prendendo la strada per salire a Monte Verena. Vediamo, oggi lo porterò mia sorella a 2000 metri, e niente, seguite il video e ci vediamo più avanti. 2020, vero? E vai! E dunque, come avete visto, il picco massimo del Verena è 2020. Oh, un capello lungo. Veraneta. Bene, il rifugio Veraneta è posto a 1655 metri, quindi arrotondando noi avremo la macchina 1600, facciamo 1620 per accomodi, la vetta è 2020, quindi 400 metri di dislivello positivo. Se proviamo ad andarcene senza disturbarla. Prima volta che vediamo una marmotta così da vicino, no vero? Sì, è stato pazzesco. Ragazzi, c'è un esercito di marmotte qua avanti sulle rocce. Ci fissano. Un altro lì al centro, ragazzi, è scappata. È pieno su qua comunque. Guardate che buco qua, ragazzi. Ho scavato tutto come una ruspa. Cosa? Fiore o beneficio? Mm? Fiore o frutto? Oh. Adesso ragazzi saliamo senza indugi perché qua tra video, marmotte, paesaggio, tempo scorre. Non sembra ma ne abbiamo fatta di strada in salita. Arrivo, vero, è un video. Andiamo a vedere la cima.
la Raganella. Guardate davvero che passo felpato e lesto oggi. Eccoci! Adesso ragazzi vedremo in diretta lo scollinamento, il panorama verso l'altopiano. Davvero. Spettacolo ragazzi. Bella zoomata dell'altopiano. L'ossario, una bella mostra. Stupendo. Guardate ragazzi anche verso ovest, che spettacolo. Un po' sorpresa, siamo giunti a una stazione meteo, vedete l'anemometro, pluviometro penso, non sono sicuro, sensore della temperatura, meteo mount, stazione meteo. Forte Verena, arriviamo. Pausa, naso pieno. Cala. Mamma mia ragazzi, cosa si è aperto dinanzi ai nostri occhi. Aspettate, trovo un punto stabile. Piccola aggiunta, qui di fronte dove sto ingrandendo si trova Cima Larici, che farò domani proseguendo per questo sentiero, Porta Renzole e poi su Portule. Comunque cari miei, oggi ho scoperto definitivamente che non potrei mai andare a fare una bella arrampicata perché l'altezza non è proprio il mio punto forte, quindi sono un po' disagio qui nel pendio, però poi esagio merita e come anche. Dopo la pausa panorama stiamo salendo un altro po', vediamo se riusciamo ad arrivare alle porte del forte, perché questa zona non la conosco proprio e tutto a tentativi. Ecco, prima eravamo laggiù, abbiamo guadagnato una ventina di metri.
ragazzi il forte, penso, Forte Varena, penso chiude alle 17. Una bella panoramica dell'altopiano dei 7 comuni. Adesso ci sarebbe stato il forte ragazzi. Vabbè, sarà per la prossima. Ero pronto per il ritorno. Altro 2000 fatto. Non siamo arrivati al 2020, ma a 2000 ci siamo arrivati anche oggi. Monte Varena conquistato. Ragazzi, siamo nella postazione dove risiedeva il mitragliatore, la mitragliatrice, pardon. E guardate che visuale fenomenale. Ancora più ampia di quella che avevamo più giù prima. Pausa viveri. Gnam. Adesso scendiamo abbastanza rapidamente perché vedo un bel rovescio che incombe alle nostre spalle. E ora via, che non abbiamo niente per ripararci dalla pioggia. Via via via. Boh, dopo una ventina di minuti, anzi neanche un quarto d'ora, siamo già a rifugio Veraneta. Oh, sono le 17:30 e siamo già a 1655, abbiamo fatto 400 metri di dislivello, 350 metri di dislivello in 20 minuti, vero? Sicuramente. Ciao Monte Varena. Ciao. Quindi ragazzi, adesso andiamo a vedere le statistiche a fine escursione. Guardate un po', attenzione, pausa. L'escursione 7 km per 2 ore e 23, comprese riprese, ammirazione degli animali selvatici, contemplazione del paesaggio. Una bella escursione, no vero? Sì, molto. Abbiamo visto un po' un panorama del Trentino dall'alto. E niente, statemi bene. Da me e da Veronica. È tutto. Alla prossima. Ciao.